Novas, settimanale di informazione della Regione Autonoma della Sardegna. Migranti pigliano incontra Ministro Minniti, piena condivisione sui principali punti, dalle quote al sistema di accoglienza. 20 milioni per i plus, nuova programmazione e monitoraggio per rispondere meglio alle esigenze dei territori. Hyperloop progetto Corsica Sardegna presentato ad Amsterdam, simulazioni di un rivoluzionario mezzo di trasporto. Piena condivisione sulle quote, il cui rispetto è una regola aurea, flussi in arrivo dall'Algeria, sistema d'accoglienza e centro permanente per i rimpatri, temi su cui hanno discusso al Palazzo del Viminale il presidente Piglieru con l'assessore degli affari generali Filippo Spanu e il ministro dell'interno Marco Minniti. Sì, abbiamo affrontato molti punti, noi ci siamo impegnati ad avere una quota di migranti, esattamente il 2,96%, è una quota che è proporzionata al peso della nostra popolazione sulla popolazione italiana, quindi una regola ragionevole. Il 2,96% a noi va bene e siamo pronti a fare la nostra parte, ma non vogliamo vedere questa regola violata verso l'alto. Abbiamo trovato rassicurazioni molto importanti da parte del Ministro che condivide con noi l'importanza di avere appunto una regola chiara per la Sardegna come per tutte le altre regioni. Da questo punto di vista ci dichiariamo certamente soddisfatti. Sul centro permanente per i rimpatri, Regione e Ministero dell'Interno hanno deciso di condividere la scelta della sede. Il Ministro ha confermato quello che noi sapevamo già, e cioè che non c'è nessuna decisione presa al di fuori di un confronto con la Regione Sardegna e con i territori, cosa che è stata assolutamente riconfermata. Sono state esaminate alcune opzioni, soprattutto valutazioni relativamente alla modalità migliore da assumere, soprattutto per garantire sicurezza rispetto agli sbarchi che avvengono solo in Sardegna. Piena convergenza anche sulla gestione dei flussi migratori. L'unica strada percorribile è l'accoglienza diffusa nel territorio sin dal momento dell'arrivo dei migranti in Sardegna. Intanto la Giunta ha aggiornato il piano per l'accoglienza per rispondere in modo sempre più efficace ai crescenti flussi migratori nel rispetto alle norme internazionali, assicurando azioni coordinate e massima solidarietà. Un capitolo dedicato alla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Ma i minori non accompagnati, come spesso ripetiamo, nel momento in cui arrivano in Sardegna diventano minori e vanno trattati come minori. Hanno diritto per legge, per tutte le convenzioni internazionali del mondo, alla protezione, alla salute, alla scuola, all'istruzione e alla loro sicurezza. E la Regione Sarda in questo senso integra con una quota di 35 euro e la quota di 45 euro a persona che lo Stato stanzia. La Sardegna è la prima regione d'Italia come investimento, io uso il termine investimento pro capite nel welfare, prima regione d'Italia. Si mette il problema dell'impatto, non è solo input-output, ma qual è l'impatto delle politiche sociali che stiamo facendo. E di 20 milioni di euro lo stanziamento deciso dalla Giunta per i plus della Sardegna. Con la nuova programmazione triennale il rapporto fra i piani unitari locali per i servizi alla persona e la Regione sarà più stretto, con effetti positivi nella gestione delle strutture territoriali, nell'avvio del REIS e nei nuovi bandi. Una collaborazione continua e costante con la Regione, un monitoraggio continuo e costante della Regione ci consente di superare quelle criticità locali che avevano portato il plus all'Esterralba al commissariamento. Non è per niente vero che i fondi non ci sono, i fondi ci sono anche tanti, bisogna saperli utilizzare in maniera corretta. Ma investire tante risorse non basta. È necessario un continuo processo di monitoraggio e valutazione degli impatti della spesa sociale per capire quali siano i risultati in base alle esigenze dei territori. In questo senso è significativa l'esperienza del Plus Ales Terralba, che ha avviato un processo di autovalutazione attraverso uno studio dettagliato dei servizi offerti, affidato al sociologo dell'Università di Cagliari Marco Zurro, i cui risultati sono stati pubblicati e messi a disposizione di cittadini e amministratori. La logica della valutazione e del monitoraggio. I sindaci da questo punto di vista sono in grado di dimostrare alla cittadinanza la loro responsabilità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, cioè di tutti noi. E questo consente sostanzialmente l'attivazione di un dialogo basato su dati di fatto e non su una narrazione che non trova riscontro in dati oggettivi. I dati oggettivi servono a questo, a costruire ponti di fiducia tra la cittadinanza e le persone che hanno responsabilità pubblica. Il report che abbiamo fatto insieme all'Università di
di Cagliari ha questo senso, restituire il lavoro fatto, e poi ha soprattutto il senso di tenerlo vicino alla scrivania, perché siccome emergono, come da una attenta lettura emerge, alcune insufficienze, allora lo devi tenere vicino per superare quelle insufficienze. Dalle sperimentazioni sull'accelerazione nasce Hyperloop, il rivoluzionario e futuribile mezzo di trasporto dalle velocità elevatissime, ideato dall'imprenditore di origine sudafricana Elon Musk. A detta dei progettisti, già quest'anno sarà testato un tracciato in sopraelevata, nel 2021 potrebbero essere attive tratte ad uso pubblico. 9 le linee su cui si sta lavorando nella sola Europa, e una di queste riguarda Sardegna e Corsica. Nei giorni scorsi ad Amsterdam, alla presenza del ministro dei trasporti olandese Melanie Schulz, di esponenti della finanza e dell'impresa e dei manager di importanti infrastrutture del continente, come le ferrovie tedesche e il porto di Rotterdam, si sono svolti workshop per la presentazione dei progetti. I tecnici della società corsa FEMUCHI, guidati da Giancarlo Simeoni, e l'assessore dei trasporti Massimo Deiana hanno illustrato la simulazione del collegamento Cagliari-Bastia. Siamo ad Amsterdam perché abbiamo scoperto la pubblicazione del concorso lanciato da Hyperloop One e abbiamo deciso di parteciparvi. Siamo stati poi selezionati come semifinalisti fra 35 progetti a livello mondiale. Abbiamo incontrato i dirigenti della società e gli altri team europei e difeso la nostra candidatura. Ovviamente vogliamo fare di tutto per vincere la selezione e passare il prossimo step, e quindi sviluppare concretamente gli studi di fattibilità. La risposta dell'amministratore di Hyperloop One, impresa americana che coordina i lavori a livello globale, è stata molto positiva. Well, certainly the project and submission from the team representing Hyperloop in Corsica Sardinia caught our attention. L'invio della candidatura da parte del team Corsica Sardegna ha attirato la nostra attenzione. Nonostante la popolazione sia ridotta, il potenziale di trasformazione è enorme e potrebbe essere l'opportunità per connettere due isole di grande bellezza e che hanno un'importanza storica con le tecnologie del XXI secolo. La Regione segue con interesse lo sviluppo del progetto, interamente finanziato con risorse private. La Regione partecipa a questo workshop in nome e per conto anche della Regione Corsa. Si tratta di una prospettiva futura molto interessante, per certi versi rivoluzionaria, che noi abbiamo voluto supportare istituzionalmente, senza nessuna spesa ovviamente, ma con la forza che ci proviene dal fatto che bisogna pensare sicuramente ai problemi concreti attuali, ma anche avere uno sguardo verso il futuro e verso soluzioni particolarmente innovative.